successo niente di che, è successo che abbiamo fatto una grande partita di molte categorie rispetto all'avversario. La partita è stata, a parte i primi 10 minuti, a senso unico, sbagliando una miriade di gol. L'avversario alla fine non si è mai avvicinato alla nostra porta. Purtroppo quando non chiudi la partita l'azione dell'avversario ci sta sempre e con un semplice colpo di testa sono riusciti a guardare un pareggio disperato per loro, però alla fine abbiamo dato tutto, abbiamo lottato per tutta la partita, poco da dire ai miei ragazzi, sono stati veramente superbi, abbiamo giocato veramente bene, abbiamo creato tanto, oggi la palla dentro non l'abbiamo messa, pazienza, quando io gioco una partita 90 minuti a una porta e la pareggio esco dal campo soddisfatto di quello che ho fatto, anche se ho perso o pareggiato la partita in questo caso. Ora ci tuffiamo nel campionato e marzo vediamo che succede, le partite sono una alla volta. Ma è stato il finale che non volevo, purtroppo uscire dalla Coppa non è anche in modo immeritato, visto le palle gol, insomma la partita doveva andare in un altro modo, però sono orgoglioso di aver fatto parte di questo gruppo quest'anno, ragazzi meravigliosi, fortissimi. Sono sicuro che mi dedicheranno a mettere il campionato, dai. Probabilmente rimarrò nel circondario in Baghetina, dove trovo anche una famiglia, persone che conosco, amici, insomma un ambiente ideale per me. Però ti posso dire una cosa, non posso dimenticare questi 2 anni di Geraci, le mie lacrime di oggi sono state dovute a questo, sono stati 2 anni meravigliosi di tutte le persone che mi hanno fatto sempre sentire a casa. I tifosi col tempo, qui, questo paesino che sono circa 1000 persone, piano piano quando ti conoscono poi loro sono una famiglia, poi ti coinvolgono. Essere tra virgolette acclamati anche da loro fa molto piacere, sentire il tuo nome da una tribuna è una soddisfazione, quindi mi mancheranno anche loro.